siamo dalla parte opposta di Piazza Erbe, anche qui ci sono delle tracce storiche, perché qui c'era il ghetto. Qui c'era il ghetto, iniziava il quartiere ebraico e queste case sono le uniche rimaste di quel quartiere. Che è stato aperto da Napoleone. È stato aperto da Napoleone quando è arrivato qui con i suoi ideali di libertà e uguaglianza, ha aperto i cancelli del ghetto che erano qui più avanti su via Mazzini e ha dato la possibilità a tutti gli ebrei di abitare in ogni parte della città. Ma il ghetto stava per essere distrutto, dico bene, ma è Certo. stato in qualche modo conservato per merito di quel signore là? Per merito di quel signore là, che è il nostro poeta Berto Barbarani, e di un altro pittore, Angelo Dall'Oca Bianco, un suo carissimo amico, che si sono impegnati attivamente all'inizio del 1900 perché non venisse distrutto questo quartiere allora malsano, per cui adesso abbiamo ancora queste facciate, le facciate di queste case, tipicamente da ghetto ebraico, quindi alte, strette, con l'entrata, cioè l'accesso alla piazza del mercato. Sara, questa è via Sottoriva. Questa è via Sottoriva, una delle vie più interessanti di Verona, era la via delle osterie. Le Ancora? osterie ce ne sono ancora, certo. E Sottoriva vuol dire che l'Adige è qua vicino. Esattamente, al di là di queste case c'è l'Adige. Sara, questo è l'Adige. Questo è l'Adige, il nostro fiume, e là c'è il primo ponte di Verona, il Ponte Pietra. Ponte Bello. romano, si chiama così perché in origine c'era un ponte di legno, più volte distrutto dal fiume. Quando i romani fondano la città lo costruiscono in pietra e lo chiamano Ponte Pietra. E quello lì cos'è? Là in alto c'è un'ex caserma austriaca, si chiama Castel San Pietro. Castel San Pietro? Certo. Ma sono partito di Ma là, dai. io ero là, Ma pensa. ho cominciato a vedere, quindi ho fatto il giro di Verona. Fate il giro di Verona. Ero partito da là e sono tornato qua sotto. Insomma, praticamente ho visto Verona e sono soddisfazione.